È una Super De Longhi quella che sul parquet del Palaverde ha stracciato i siciliani di Capodorlando in gara 1 dei play-off per Serie A1. TVB ha sfruttato al meglio il fattore campo con un pubblico che per tutta la gara ha sostenuto senza sosta la squadra di casa. Palaverde sold out, tutto esaurito come da copione. Sugli spalti mezza città ed entusiasmo alle stelle per i biancocelesti. Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa la situazione cambia, Treviso vola anche a più 24. Alla fine la vittoria è per 90-72, la soddisfazione di coach Menetti per una partita difficile contro una squadra che alle spalle aveva 19 vittorie consecutive. È stato un inizio difficile, ce l'aspettavamo così difficile, abbiamo avuto un buon approccio alla partita, soprattutto dobbiamo avere l'idea, pensando a gara 2, soprattutto di continuare a giocare con questa intensità, con questa attenzione ed insieme soprattutto alla nostra gente, questa è la cosa più importante di tutti. Da un lato abbiamo aumentato l'intensità, soprattutto non abbiamo sprecato energie in zone del campo dove non era importante sprecare energie. Quindi insomma abbiamo fatto un buon lavoro, adesso c'è da pensare, come dicevo prima, alla seconda. Gara 2 domani sera, sempre al Palaverde.